Siamo sul demanio marittimo che è una parte importante della città di Cagliari. Cagliari appunto non è solo arroccata sul castello, sul colle, ma si protrae sul mare. E il mare non è soltanto porto commerciale, porto militare, porto dove ci sono dei vincoli, dove c'è la legge che disciplina e tutela la security portuale, ma il porto è anche città incontra il porto turistico, e la passeggiata e la pista ciclabile che stiamo inaugurando questa sera rientra in questo concetto, dove la possibilità per i cittadini, per i turisti, per gli utenti del mare, per i diportisti e tutti quelli che beneficeranno di questo tratto di costa, di questo waterfront così ridisegnato, possa giovare all'economia e sia da volano per quel segmento anche importante per l'economia di Cagliari e della Sardegna tutta. Io mi fermo qui e vi auguro una buona serata a tutti.